ponendo il proprio... L'Italia è un posto sicuro nel quale vivere. Nel nostro paese calano i reati commessi, lo ha spiegato nella tradizionale conferenza stampa di Ferragosto il ministro dell'Interno, onorevole Angelino Alfano, che ha snocciolato alcuni dati che segnano un calo complessivo dei reati di 13 punti percentuali. I reati maggiormente in calo sono la violenza sessuale, meno 23%, e i reati di sfruttamento e di pornografia minorile, meno 35%. Il rovescio della medaglia è che un reato su 4 resta impunito, è identica la percentuale dei reati che non vengono nemmeno denunciati. Tra i reati in calo anche le rapine, meno 12%, e i furti, meno 5,6%. Alfano ha definito una scelta giusta l'aumento delle pene per i furti. Bisogna accrescere aggiunto il timore di ladri e i rapinatori nei confronti dello Stato e ci vuole la certezza della pena. Dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2015 sono stati arrestati 2.202 mafiosi, 64 latitanti, di cui 8 di massima pericolosità, sequestrati alla criminalità organizzata 14.530 beni per un valore di 5,6 miliardi di euro e 3.801 confiscati dal valore di 678 milioni di euro. Al Fondo Unico Giustizia sono disponibili 932 milioni di euro. Sempre nel periodo considerato sul fronte del contrasto al terrorismo sono state fatte 50 espulsioni, 36 gli arresti, 6.409 contenuti web sono stati oscurati per propaganda jihadista. Le forze dell'ordine hanno dovuto gestire nell'ultimo anno ben 10.285 manifestazioni di piazza, di cui 543 con disordini, che con 800 poliziotti vigila sulla sicurezza dei cittadini napoletani e sulle migliaia di turisti che affollano in questi giorni la città. Io in questa occasione, oltre a ringraziare il direttore generale della pubblica sicurezza e quindi il comandante poi generale dei carabinieri e tutti coloro i quali ci aiutano in ordine pubblico, a cominciare dalla Guardia di Finanza, vorrei invitare tutti per l'autunno che ci attende ad una maggiore cautela e a un rispetto dell'azione delle forze dell'ordine in campo prima di esprimere giudizi che ho avuto modo di percepire essere spesso improvvisati e derivanti da una cattiva informazione. Sono 103.000 i migranti sbarcati in Italia dal 1 gennaio a oggi, 1 migliaio in meno rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Quelli ospitati nel sistema di accoglienza sono 89.000. La quota maggiore in Sicilia è il 16%, poi la Lombardia col 12%, quindi il Lazio col 9%, la Campania con l'8%. Dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2015 sono state esaminate 43.000 domande di asilo. A 20.000 è stata riconosciuta la protezione, per 22.000 c'è stato invece il diniego. Gli scafisti arrestati sono stati 783. Un reato su 4 resta impunito, è identica alla percentuale di reati che non vengono nemmeno denunciati. Quindi Alfano ha concluso con quello che ormai è uno dei concetti che esprime con maggiore frequenza: nessun paese è a rischio zero, noi in particolare siamo esposti alla minaccia, ma l'Italia ha la sua storia e fa parte della coalizione che dopo l'11 settembre combatte i terroristi con lo stivale sul terreno. Oggi non abbiamo segnali specifici di una minaccia concreta. Quindi al termine il Ministro si è collegato in videoconferenza con 10 postazioni in tutta Italia, ha voluto ringraziare e evidenziare lo sforzo delle varie componenti impegnate da nord a sud. Noi stiamo in un paese che è un paese esposto alla minaccia terroristica, è un paese che ha una sua storia di contrasto al terrorismo internazionale, che fa parte di quella coalizione che dal dopo Torri Gemelle combatte anche con i piedi sul terreno, con gli stivali sul terreno, il terrorismo internazionale al fianco di tutti quei paesi che sono impegnati in coalizione nel contrasto al terrorismo internazionale, che è esposto alla minaccia.